Eccoci qua, ben ritrovati con la nostra rubrica settimanale Ponte Radio sulle frequenze di Radio Colbe. Ben ritrovata Manola. Ben ritrovato Roberto. E ormai inizi con eccoci qua, dov'è Ho la nostra formula? Ho cambiato la formula iniziale, dai, perché sennò sembra sempre la stessa Ma puntata. no, è bellissima! Allora... C'era il mitico Adriano De Zan Sì. nei collegamenti del ciclismo, no? Lui grande telecronista, che iniziava sempre con gentili signore e signori, buon pomeriggio. Bello! Ed era proprio la sua formula che lo rendeva anche riconoscibile. Un'entrata di altri tempi, devo dire. Sì, Sempre sì. elegante. Esatto, elegantissimo, sì. E allora oggi abbiamo l'occasione di avere un'intervista telefonica. Certo. E abbiamo ospite Don Daniele Donegà, che è il parroco dell'unità pastorale di Boara, Granzette e Conca di Rame da qualche anno, e fra l'altro io gli faccio anche gli auguri perché ha compiuto da pochi giorni gli anni. Benvenuto Don Daniele, ciao! Benvenuto! Grazie, saluto voi e tutti i radioascoltatori. Un piacere, ecco, di essere in linea con voi in questo momento. Altrettanto per noi, perché poi la nostra radio è la radio della diocesi, quindi quando Certo. abbiamo ospite dei sacerdoti io sono sempre particolarmente contento, perché in realtà siamo noi ospiti loro, insomma, della radio della diocesi, che ci certo. ospita ogni settimana. Ma donna, ci dici quanti anni hai compiuto? Lo posso dire? Ecco. Beh, se No, vuoi, ma- se vuoi sì. La curiosità è femmina. Sembra impossibile, comunque ho compiuto 61 anni. No! Non li dimostra affatto. Ma neanche per idea. Ma poi ormai 61 anni al giorno d'oggi è un ragazzo, poco più che un ragazzo. Beh, direi quello che scrive è sicuramente un animo giovanissimo. Esatto, perché appunto noi oggi presentiamo il libro di Don Daniele, una raccolta di poesie che si chiama proprio Diario Poetico e che è proprio di recente pubblicazione. E, ecco, quindi... Pasqua l'ho fatto. Come? È uscito a Pasqua. È uscita a Pasqua. Ah, è uscito a Pasqua, quindi è recentissimo. E quindi prendiamo però anche l'occasione per ricordare, per fare qualche domanda a Don Daniele, per esempio su come è nato in te, Don Daniele, il bisogno, ecco, di scrivere poesie. Lo sappiamo che è qualcosa che ti caratterizza, ecco, che porti avanti da tanti anni. Infatti questa non è la tua prima pubblicazione, ma dopo ci dirai meglio, ecco. Dimmi. Praticamente ho iniziato a scrivere nell'età adolescenziale, 14-15 anni. Ecco, mi ricordo il momento in cui ho scritto la prima poesia. E poi non so, forse no, nel 76-77 credo, addirittura. Quindi 16 anni così, sì, 15-16 anni. E poi insomma, ho continuato a fasi alterne, sono stati dei periodi che non ho fatto niente, degli anni che non ho fatto niente, però qualcosa insomma, è sempre stato un filo di continuità. E direi che una cosa ancora più seria invece è partita, risale, è avvenuta 10 anni fa, ecco, 10-11 anni fa. Quindi ecco, è da lì che lì è stata a pubblicare. E lì ho iniziato a pubblicare, nel 2010 ho pubblicato il primo libro con, diciamo, il meglio, quello che io ritengo tutto il meglio delle poesie che ho scritto fino allora, che sono tantissime, io poi le ho, insomma, per dire, quasi sconsiderate, nel senso che non le tengo in considerazione, e pur avendole, insomma, sistemate a suo tempo ancora prima degli anni del 2010. E nel 2010 ho fatto una cernita delle poesie con il primo libro di Luce, ecco, pubblicato con una casa editrice di Melara, La Parva, ecco, da allora anno dopo anno, insomma, io ho iniziato a scrivere, diciamo, in maniera più seria, e pubblicando diversi libri, ecco. Certo, prima era qualcosa di più interiore, poi invece sei riuscito anche a diffondere meglio, ecco, a fare conoscere i tuoi pensieri e le tue poesie. Sì, io comunque sono mantenuto anche allora,
anche prima, diciamo, quello che scrivevo poi lo battevo a macchina e lo dava a qualcuno. È chiaro che qualcuno, qualche amico, persona che stimavo, che avevo, insomma, che prendevo che avevano considerazione, ecco, di quello che facevo, ecco, però è chiaro che la cosa è avvenuta, ecco, successivamente, non subito, ecco, nell'età. Non subito, ecco, è venuta, certo. E soprattutto poi con le pubblicazioni, ecco, ed è stato un bisogno, perché la poesia mi pare che mi aiuti a prendere in mano quello che sono, in qualche modo, no? E quello che sento, anche se poi nel corso, soprattutto in questi ultimi anni, ho capito che è quasi una, come dire, è quasi una vocazione, cioè, nel corso degli anni, del tempo, in questi ultimi anni, ho messo a fuoco che è un dono che, se mi viene dato, non posso tenerlo solo, non posso tenerlo solo per me, e anche superare quello che può essere un vezzo, ma riconoscere invece che è una cosa, essendo un dono, non è solo mio, ma può fare bene anche gli altri, come mi viene anche detto, ecco, per quei riscontri che ho, che mi incoraggiano anche a continuare, ecco. Certo. Infatti sono molto belle. Tra l'altro leggevo che Angioletta Masiero ti ha scritto un po' la prefazione del tuo diario poetico, e leggendola mi ha incantato. Poi ho cominciato a leggere le poesie e ho detto: mamma mia, Don Daniele, profondissimo. Le poesie tue, tra l'altro, sono anticipate o seguite, insomma, a seconda da delle bellissime fotografie che... immagini, insomma, che alcune hanno una didascalia dove è scritto che le hai realizzate tu, ma non tutte. La mia domanda è: è le fotografie che ti ispira, le poesie, o forse è il contrario? Allora, di questo libro la maggior parte sono, il testo è nato dalla fotografia, o comunque dall'opera, perché alcune sono fotografie e altre sono opere d'arte. Ecco. Quindi nasce dallo sguardo sulla cosa, sì. Più che non so se ce ne siano, perché sto continuando questo lavoro, no? È del 15 di gennaio, mi pare 16, che sono partito mettendo nello stato di WhatsApp una poesia e una fotografia, e sto continuando, quindi adesso già sono usciti le prime 60 e oggi sono arrivato, mi pare, alla 37esima, quello che potrebbe essere un secondo libro. Ecco, quasi tutte nascono, il testo che nasce dall'immagine. Ecco. Quindi sei già pronto per il secondo? Come? Sei già pronto per il secondo libro? Quasi, sì, quasi sì. Potrebbe essere. Uno scoop abbiamo fatto, vedi? finché Dio mi dà questa ispirazione. Sì. Sì, perché non è facile, voglio dire, ecco, no. Però ho notato... È una cosa che rimango... Ho notato, Donna, che spazi su tanti argomenti, nel senso, addirittura mi sono imbattuta in una poesia che aveva la foto di un culturista, e mi ha particolarmente colpito questa poesia sul corpo. Sì, infatti è una cosa che mi ha appassionato, l'attenzione al corpo. Ho fatto anche una tesi, tra l'altro, una tesi sull'intenzionalità erotica e la storia del corpo, quindi è interessantissimo. Moltissimo. Ti inviteremo perché ci racconterai di questa tesi, prima o poi faremo anche questa. Lo prenotiamo già. Don Daniele, la tua esperienza di sacerdote, perché tu sei nativo di Canda, poi sei stato in altri luoghi del Polesine, adesso sei a Boara e Granzette, Conca di Rame, hai girato, ecco, tantissimi luoghi del nostro Polesine. Che idea ti sei fatto, ecco, vedendola anche con gli occhi del poeta? Beh, allora, io sono innamorato del Polesine, della mia terra, e vedo che quello che conta è proprio l'amore che una persona ha. Io sono tra quelli per il posto dove uno è nato, perché lì si creano delle radici, dei legami che sono ineliminabili, che ti riporti con te, e
e quindi io vorrei anche valorizzare, anche attraverso, per dire, questo libro, ma anche altri, per dire, ho fatto un libretto di poesie uscito 2 anni fa, mi pare, ormai, Sì. sul delta del Po, ecco, la poesia che ho scritto visitando i vari rami, i vari punti del delta del Po. Ecco, vorrei anche con questo mio scrivere valorizzare il Polesine, perché è una terra che ha la sua peculiarità, e secondo me rispetto ad altri luoghi d'Italia occorre farsi gli occhi, avere gli occhi giusti, come dire, formare gli occhi, lo sguardo, per poter cogliere la preziosità e la specificità del nostro territorio. Una parte, forse dico, il delta può essere il luogo più caratteristico, no? Più, come dire, anche più forte come impatto visivo, ecco. Per il resto il nostro Polesine è una terra piatta, ecco, quindi insomma, però è chiaro che pensando a uno che sta in montagna, dico no, si viene nel Polesine è colpito, come noi possiamo essere colpiti dalle rocce, dalle montagne, se andiamo in montagna, chi viene nel Polesine è colpito. Infatti qualche volta ho incontrato persone che erano con me, che insomma, e che mi dicevano appunto come venivano colpiti dal nostro territorio, no? Tutto lineare. Sì, è vero. Però ecco, quindi già questo può essere un elemento da sottolineare. E poi, a parte questo, pur essendo amante della mia terra, io ritengo che le cose belle che ci sono da noi devono essere come dire, viste con occhi particolari, con occhi formati a coglierli, ecco. Bello. E quindi io poi sono stato, appunto, per ritornare in maniera più precisa alla tua domanda, nel Polesine, praticamente dall'Alto Polesine e Melara, Esatto. Quindi che poi anche lì ho fatto un libro, come si chiama? Melara, terra di confine, la mia terra di confine, per dire, no? E fino poi al Popozze, che insomma, che è dall'altro lato, no? Certo, Quindi, certo. ho fatto un ponte che ha collegato l'alto e il medio-basso Polesine. Bello. Quindi c'è uno sguardo abbastanza ampio sul territorio, sulla nostra terra, e anche le strade che ho percorso, poi anche mi viene in mente gli anni in cui sono stato segretario del Vescovo. Sì, è vero. Sì, per quindi... cui anche lì l'ho girato, insomma, ecco. E tra l'altro mi viene in mente, parlando di questo, che ho in animo, ma però poi sono subentrati altri progetti come quello del diario poetico appena uscito, di pubblicare, chissà quando, ecco, un libro sul Polesine, in cui, ecco, fotografia e poesia, perché nel corso degli anni ho scritto, visitando appunto luoghi del Polesine, un testo, non so, su capitelli o su una chiesa, su una piazza, sì. o su un gorgo, mi viene in mente il gorgo di Pincara adesso. Ecco, ce ne sono tantissime testimonianze, ma anche piccolissime, della fede nel nostro Polesine, capitelli votivi, veramente sono sparsi in tutto il territorio. Qualcosa c'è anche in questo qui, che è appunto diario poetico, però ecco, però qui, come dire, l'attenzione adesso, perché in qualche località del Polesine c'è anche in questo diario, però qui l'attenzione è più posta sul fatto infatti ho intitolato diario poetico, perché vuole, come dire, prendere in considerazione oppure fermare un momento della giornata, e quindi quello che ho vissuto, quello che ho visto in quella giornata, no? Sì. Per dire, ci sono alcune poesie che ho fatto a Roma, ecco, sono stato a febbraio di quest'anno a un convegno di teologia a Roma, e quindi in quei giorni lì ho scritto delle poesie, facendo fotografie, luoghi dove ero praticamente, e qualcosa che ho visto lì vicino, dove sono stato, ecco.
Certo. Perché come diceva Quindi l'Angioletta che chiudeva la prefazione, dice Sì. che ci insegnano che la poesia della vita è dentro ogni cosa, quindi anche il Don ha trovato poesia, fosse a Roma, in qualsiasi momento. In qualsiasi posto ti può ispirare, no? certo. Lo puoi vedere con i tuoi occhi e può essere fonte di ispirazione. Sì, ci deve essere uno stato particolare comunque anche, ci deve essere, ecco, questo, quello che sottolineo, che mi sono reso conto, è che in questo tempo c'è uno stato particolare che mi permette di vedere di percepire, quindi di vedere con la percezione che ho qualche cosa che può essere messo in scritture, cioè ci deve essere un minimo di emozione, ecco, un minimo, perché molto spesso io parto da un verso, da una frase che mi viene sulla bocca, Sì. e poi da lì, da quella lì, ecco, poi segue il resto, molto spesso, insomma, ecco. Bello. Ecco, Quindi, Don Daniele, quale arco temporale si riferiscono queste poesie del tuo libro? ecco, niente, questi qui sono le prime da metà gennaio a metà marzo, sì, perché sono 60 Sì, poesie. sì. Quindi Tutto le prime recente. 60, sì. Sì, 2 nell'arco mesi, di 2 mesi proprio 2 mesi, di quest'anno. Quasi Sì, una sono- al giorno. sono Sì. uno dopo l'altra. La specifico proprio questa, uno dopo l'altra, capisci? Uno ogni giorno, ecco. Sì, esatto. Come hai spiegato prima, infatti veniva automatica la risposta in qualche modo. Don, quali sono i momenti della giornata che sono più consoni per te, dedicarti alla poesia, se c'è un momento preciso? Allora direi che potrebbe essere la mattina, però la mattina forse o la sera, no? Sì, ecco, la Un po' mattina. le estremità però della giornata, però ecco. non saprei proprio, sì, forse questo si dovesse dire. Poi è chiaro che se ho un momento di preghiera, di silenzio, di raccoglimento, ecco, anche lì può essere. Oppure niente. Se vado a fare una passeggiata, potrebbe diverse, adesso quando posso, sono stato a passeggiare, di camminare lungo l'Argine dell'Adige, Sì. e allora col taccuino in mano, e quindi nel pomeriggio qualche volta l'ho fatto lì, anche qualcuno l'ho scritta con Cadirame, e prima ho cercato di trovare mezz'oretta, 3/4 d'ora prima di messa, c'è alle 6, che ce l'ho alle 6 con Cadirame alle 18, e allora lì insomma ho fatto un minuto di fare Bello. qualcosa, Infatti ecco, mi era camminando. venuto, stavo pensando, infatti avrà un taccuino, perché magari dopo sono pensieri che uno si dimentica ora che arriva a casa, no? Chiaro. E quindi uno si ferma Chiaro. e scrive. Don Daniele, l'ultima domanda, ecco, che abbiamo conservato, che volevamo farti, è questa legata ai social, perché io ogni tanto vedo, siamo amici sul social network Facebook, e vedo che tu pubblichi delle cose molto interessanti, inerenti proprio anche alla tua attività, alla tua opera di sacerdote, no? Spesso scrivi anche lì un pensiero religioso, no? Quindi che importanza ha per un sacerdote essere sui social? Allora io ti devo dire prima la genesi di questa pagina, di questo scrivere, no? Sì. Praticamente dallo scorso 15 marzo dello scorso anno, a seguito del Covid, che non si poteva uscire, che non si potevano celebrare le messe in pubblico, eccetera, ecco, mi è venuto di prendere un versetto o 2 versetti della parola di Dio di quel giorno e di farci una meditazione, di scrivere un commento, una meditazione, no? Sì. Ecco, quindi è partita da questa ragione. E allora, l'importanza, vedo che allora, adesso dopo, e da allora ogni giorno metto una meditazione, quindi anche qui ci sarebbe da fare per dire un libro, volendo. È vero, sì. E 3. E 3 dice Manola, 3 libri già. Ecco, allora io quando adesso quest'anno, arrivo all'anno a fare un anno completo, no? Sì. E quindi quasi pensavo di smettere, perché dico, insomma, per quanto ci devi impegnare anche lì del tempo, no? Sì. Allora, prima dico, perché prima
eri solo in casa, cioè non potevi muoverti, quindi eri dentro in canonica, in casa, quindi sì. adesso insomma, per quanto poco, insomma, cosa si fa. Allora, io invece penso che continuerò anche qui finché, insomma, ho grazia, perché ho trovato riscontro nei lettori, più di qualcuno mi ha detto di non smettere, quindi per me questo serve a dire che può essere utile, cioè qualcuno appunto è come una goccia che qualcuno fa bene, riceverla. Certo. Quindi lo vedo in positivo in questo senso qua, c'è un aspetto un po' di positività per questo, perché poi può essere efficace per qualcuno, meglio è efficace, ecco. Poi sì, pensavo magari a qualcuno che non può partecipare alla messa, però certo. trova in questo spazio un po' di tempo per meditare e quindi può essere aiutato anche in questo modo. E poi ci sono delle opere d'arte tu stesso, no, che utilizzi, quindi sei appassionato anche di arte, perché è molto interessante anche da quel punto di vista lì. Sì, cerco sempre di mettere qualcosa, un'opera d'arte oppure una fotografia. Mi è colpito qualche giorno fa che a una meditazione ho messo una fotografia, ma non di un'opera d'arte, ma ho fotografato una pianta in un prato verde, questa pianta aveva dei fiori rosa, lilla mi pare. E io, insomma, non c'entrava forse questa fotografia, questa pianta con il testo, no? Perché era un brano biblico, insomma, però la persona, una lettrice, un lettore, lettrice, no? Mi ha detto che praticamente ha trovato, ed è quello che io, il motivo per cui l'avevo messa, una corrispondenza tra, come dire, lo spirito che suscitava la meditazione e l'immagine, questa immagine di leggerezza, come dire, la parola di Dio è una parola che ti dà leggerezza, che ti dà consolazione, che ti dà bellezza, no? Ecco, quindi di solito cerco di abbinare un'opera d'arte corrispondente al testo biblico, no? Ma non sempre lo faccio, comunque metto un'immagine perché comunque ha una forza evocativa e di attrazione, ecco, per poter poi anche leggere il testo con più, con una marcia in più. Con più interesse, sì. Don Daniele, dove possiamo trovare il tuo libro? Allora, il mio libro, forse è stato pubblicato dalla Mediagraph Edizioni di Padova, comunque ne ho stampate 100 copie, dovreste rivolgervi a me, perché non è in nessuna libreria. Certo, magari tramite Facebook, sì, esattamente. Invitiamo avrei un'impennata di richieste di amicizia da qui in poi, te lo dico adesso. Perché ne ho fatte 100 copie e me ne sono rimaste una trentina, quindi cosa mai faremo una ristampa. Sì, certo. Bene, ecco. Ok, ti ringraziamo Don Daniele per la tua disponibilità, ci sarà altra occasione magari anche di averti ospite, chi lo sa, qui in studio quando le regole ce lo permetteranno. Certo, continua a scrivere, mi raccomando. Quindi un altro stimolo che mi porta... un'altra persona che ti costringe a continuare. Certo, gli viene fuori benissimo perché deve smettere. Infatti. Cosa dice la Manola? No, ho detto che ti viene fuori benissimo scrivere poesie. Ecco, sì. E quindi devi continuare. Grazie. Ricordiamo ancora Don Daniele Donegà, Diario Poetico. Chi fosse interessato può magari chiedergli l'amicizia su Facebook e dopo mettersi in contatto per ricevere una copia. Certo. Grazie Don Daniele, buona serata o buongiorno, dipende da che ora che ci ascoltate. Lo salutiamo. Alla prossima. I radioascoltatori. Grazie, ciao. Grazie. Ciao, grazie. Ecco, allora interessantissima questa intervista con Don Daniele. Hai sentito quanti spunti? Ha fatto la tesi, sì. è un altro libro pronto. È un modo magari di sentirlo ancora, perché veramente è un vulcano di idee, veramente è importante anche questa sua presenza, no? nei social, perché ci vuole, non è da tutti, insomma, ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio e ci vuole anche un certo dono, come lui diceva, infatti, perché leggendo alcune delle sue poesie spazia talmente tanto che va anche un po' al di fuori dalla fede, nel senso che è un libro che può leggere chiunque, non necessariamente un fedele. Infatti è molto molto bello, direi modernissimo. Bene,
avremmo voluto anche leggere magari qualche poesia, non glielo abbiamo neanche chiesto, ma ci lo sarà facciamo modo, fare dal vivo quando viene. però i tempi, ecco, radiofonici sono sempre un po' ristretti, e direi di fare una pausa musicale, poi ci Certo. ritroviamo ancora qui per la seconda parte di Ponte Radio con Roberto Manola. Tra poco. A tra poco. Eccoci qua, allora questa era Fiamme negli occhi di Coma Cose, non l'avevo ancora sentita, cioè l'ho sentita... Dal festival l'avevi sentita però? Non l'avevo sentita durante il festival, l'ho sentita pochi giorni fa, la settimana scorsa, 2 settimane fa. Era molto carino perché Sì, loro, sì, mi è piaciuta subito. non so, io l'ho visto, beh, insomma non è che potevamo fare grandi cose, quindi il Festival di Sanremo l'ho visto quest'anno a sì, tratti, però era molto bello perché loro cantavano, adesso mi viene sempre da ricordare queste cose, cantavano guardandosi negli occhi. Vicini, sì, proprio da innamorati proprio. veri lì, Che esatto. bello. Sì, sì, beh, sono marito e moglie loro, Esatto. fra l'altro, no? Quindi... Anche una bella coppia nel lavoro e nella vita. Sì, Bravi. sì, belli. Mi è piaciuta. Hanno lo stesso stile, anche un po' la stessa pettinatura, mi pare, no? Sì, lei è un po' più bionda di lui. Lei è bionda e lui Però moro, sì. sono molto carini, bravi, bravi. Tornando a noi, no? Sì. Perché questo spazio lo dedichiamo un po' agli eventi, abbiamo parlato sempre di eventi in streaming, ma appunto dal 26 di aprile sembra liberi! che siamo più liberi, riapertura appunto delle mostre, e quindi hanno fatto però già la vernice, online della... Di che colore, Roby? È un po' già, ancora un po' arancione, non proprio gialla, tendente al giallo però già. Giallino rafforzato. Esatto, della mostra tanto attesa quando Gigli, La Callas e Pavarotti, i teatri storici del Polesine, mostra curata da Maria Ida Biggi con Alessia Vedova, da un progetto di Sergio Campagnolo. E martedì 20 appunto alle ore 11 hanno fatto la diretta Zoom da Palazzo Roncale, dove è intervenuto anche il professor Gilberto Muraro, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, e poi appunto la professoressa Maria Ida Biggi, curatrice della mostra. Io non vedo l'ora di andarla a vedere perché ho letto che c'è una cosa stupenda, infatti Arcadia Arte ha gestito tutta la parte, diciamo, virtuale. Esisterà una realtà aumentata, no? Di cui si parla tanto, però a Rovigo, ma ti rendi conto, Roby? Realtà fantastico. aumentata a Rovigo, io non vedo l'ora. Di solito siamo fuori dalla realtà e invece no, scherzo. Prima o poi ci tagliano. Ci censurano Ci censurano. No, invece ci sarà questa bellissima cosa della realtà aumentata, realtà virtuale, addirittura degli ologrammi, perché ci sarà un tour virtuale per cui si entrerà all'interno del palazzo e a un certo punto verrà ricreata l'atmosfera, i suoni e i rumori di un vero teatro. Quindi il visitatore nel percorrere tutta la mostra è come se entrasse prima dentro il foyer, in attesa che si aprano le porte del foyer. Senti che ormai snoccioliamo, e poi a un certo punto applausi e inizia il direttore d'orchestra e l'orchestra, inizia lo spettacolo. Roba, poi di bello, e qui ne avevamo già parlato tempo fa, che ci sono le nostre eccellenze come cantanti, si potrà addirittura toccare chi si sta esibendo, ovviamente non live, perché dal buio del fondale saliranno sul palcoscenico la soprano Marina Di Liso, che è nostra rodigina, conosciuta in tutto il mondo, e il tenore Riccardo Zanellato, di cui avevamo parlato ancora tempo fa, quando ancora il Teatro Sociale faceva qualche spettacolo live. Quindi ci sarà questa proiezione olografica ad altissima definizione e lo spettatore sarà coinvolto. Io non vedo l'ora che aprano le porte. E poi ora che andiamo in onda noi ci sarà anche l'inaugurazione, ci sarà già stata perché è giovedì 22 aprile alle ore 11, invece dell'altra mostra a Palazzo Roverella, vedere la musica, l'arte del simbolismo, dal simbolismo alle avanguardie, che rimarrà disponibile al pubblico anche questa fino al 4 luglio prossimo, quindi si potrà andarla a visitare con la presenza appunto all'inaugurazione di Gilberto Muraro, ancora presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, poi il sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo, il professor Giovanni Boniolo, presidente dell'Accademia dei Concordi, e il professor Paolo Bolpagni, curatore della mostra. Anche questo è un racconto di relazioni, intrecci e corrispondenze tra l'elemento musicale e le arti visive, cioè quei
pittori, diciamo, che hanno fatto delle opere ispirati da musiche di artisti, di compositori famosi, tra cui Beethoven, Bach, eccetera. Ci saranno opere di Kandinsky, Paul Klee e tanti altri. Meraviglia. Anche questo è un altro bel colpo, insomma, per il Palazzo Roverella, che sta veramente riprendendo mostre di grande qualità negli ultimi anni. Passiamo soltanto regione, non so se riusciremo a passare regione, poi parliamo anche quello di Padova, però non ha riaperto la Terrano aperta, quella di Ligabue, perché l'hanno prorogata, sì, anche quella a Ferrara, 1.000 euro scritto da qualche parte, molto bella, sul pittore Ligabue. Esatto. Fra l'altro sul sito o sulla pagina Facebook di Palazzo Diamanti, sì, no? Perché lì ho visto che ha fatto un commento anche Sgarbi, che credo che sia lui anche deve aver curato un po' la mostra, possibile. Sì. Comunque sarà aperta fino al 27 giugno, quindi anche quella abbiamo tempo. Saremo gialli tutti e due. Adesso c'è in discussione questo fatto di avere una specie di passaporto, di pass, che devi aver fatto il tampone massimo 48 ore prima o vaccinato. Sì, una specie di certificazione per passare la regione. Però è che se l'Emilia Romagna è gialla, teoricamente non dovremmo avere io ho capito che se le due regioni confinanti sono dello stesso colore, in questo caso giallo, non hai problemi, non ci sono problemi a passarla. Invece non abbiamo problemi per nessuna maniera ad andare a Padova a vedere un'altra mostra. Vedere l'altra, quella di Van Gogh, I colori della vita. Appunto lunedì 26 aprile si potrà vederla, come tutte le mostre che riapriranno. È stata prorogata fino al 6 giugno e dicono quindi si potrà accedere in totale sicurezza. 80 opere di Van Gogh tra dipinti e disegni e una ventina di altri autori che per lui hanno contato, da Seurat a Gauguin fino a Millet e ai giapponesi Hiroshige e Hiroshige, sì. Appunto i campi di grano, le fioriture, i famosissimi ritratti, i cieli, il suo autoritratto con il cappello di feltro, i covoni finali sorvolati dai corvi. Anche questo è un quadro molto famoso. È possibile già acquistare i biglietti per le date che vanno dal 26 al 30 aprile. Con il seguente orario della mostra: dal lunedì al mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20, invece il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 21. Ultimo ingresso 70 minuti prima della chiusura. E un'altra bella iniziativa che continua a fare il curatore della mostra, che è Marco Goldin, sì, è che nonostante l'apertura del 26 in realtà riproporrà un'altra di quelle belle visite guidate che ha fatto online, la riproporrà il 30 di aprile, per cui chi magari nel frattempo non riesce ad andarla a vedere, perché immagino che sarà presa d'assalto, perché avevano già un sacco di biglietti bloccati ancora da tempo. Il 30 di aprile alle 21, sempre su Zoom, sempre 12 euro, sempre andate su Linea d'Ombra e prenotate questa bella visita di 70 minuti, anche questa, che potrete addirittura virtuale, che potrete addirittura vedere per qualche giorno dopo in registrazione. Interessantissimo anche questo. Certo. Ecco, e oggi, giornata in cui andiamo in onda, il 22 aprile, è la giornata mondiale della Terra. È la più grande manifestazione ambientale dedicata al pianeta e si celebra ogni anno ormai da 51 anni, nata nel 1970 per sensibilizzare il mondo sull'importanza della conservazione delle risorse naturali della Terra. Negli ultimi anni è riuscita a mobilitare oltre 1 miliardo di persone nei 193 paesi dell'ONU. E oggi la giornata mondiale della Terra è diventato il più importante strumento di richiamo alla tutela del pianeta in tutte le culture e per tutte le generazioni. Si celebra annualmente un mese e un giorno dopo l'equinozio di primavera, quindi il 22 aprile, no? E il bello è che parlavamo anche qualche tempo fa con i nostri amici della Plastic Free Onlus, sì, proprio per tornare al fatto che comunque sono legati, perché quindi il rispetto dell'ambiente, il rispetto della terra. Non so se hai visto che in questi ultimi periodi sono dovunque per TV, li ho visti anche su Canale 5. Ah, dai, e sul TG2 è possibile. TG1, ho visto il servizio sul TG1 addirittura. Stanno facendo una movimentazione bellissima, infatti. Proprio perché comunque i nostri referenti di zona che abbiamo intervistato in quella famosa puntata faranno un incontro ovviamente di raccolta come consueto per loro il 24 sabato, quindi il 24 di aprile alle ore 15,
Plastic Free Onlus, zone Polesella e Bosaro, per chi avrà piacere insomma di seguire questa raccolta, che per loro di solito è plastica. Sì. Si ritrovano all'idrovora Bresparola di Polesella alle 15, e i referenti di zona sono Fenza Diego, che ovviamente se volete contattarlo lo potete trovare sul profilo Facebook, Greco Giovanni e Merendino Sergio. E quindi daranno una mano all'ambiente, raccoglieranno, come già ci avevano raccontato, insomma tanta plastica per eliminare insomma questa problematica. Bello, sì, quindi è un'altra iniziativa, sta coinvolgendo un po' tutti i comuni della nostra provincia, ed è una bella cosa, no? Perché sottoscrivono questi accordi proprio per dopo poter svolgere la giornata, e ci sono sempre nuovi volontari che aderiscono all'associazione Plastic Free, che noi sosteniamo anche, anche attraverso la nostra piccola rubrica. E poi io mi sono impegnato anche a sostenere il WWF. Grande! Mi hanno adescato, insomma, mi hanno fatto la tessera. Ti ha adescato il WWF? E quindi sostengo anche questa associazione, che anche questa non ha bisogno di presentazione, no, insomma direi di no. È conosciutissima ormai da tanti anni, no? E si lega sempre appunto al discorso del rispetto della terra e della vita, in ogni sua forma e dimensione. Bellissimo. Allora siamo giunti alla conclusione anche di questa puntata, Manola. Certo, noi ci vediamo sicuramente la prossima settimana. La prossima settimana siamo gialli, quindi direi che il nostro presidente ormai di venire, così dopo anche chi ci guarda sul gialli, video veniamo gialli mercoledì prossimo, di arrivare vestiti di giallo. Dai, proviamoci. D'accordo. Ma tu ce l'hai una maglietta gialla? Devo guardare nell'armadio. Al limite quel maglione rosso. Ne coloro una. Va bene. Un saluto a tutti e a risentirci da Roberto, da Manola, da Radio Colbe. Ciao. Salutiamo anche loro. Ciao. Ciao.